Eccomi, Signore, io vengo. Eccomi, eccomi, sia in me. Nel mio Signore ho ha dato ascolto al mio grido. Fu consumato il 14 novembre 1391. Il culto nell'ordine francescano risale dal XV secolo. Leone XIII nel 1889 confermò il culto del solo Nicola Davidic, capogruppo. Grande venerazione in Jugoslavia. Nel 1966 Paolo VI confermò il culto anche per gli altri tre martiri francescani. Lo stesso Papa il 21 giugno del 1970 gli elevò degli altari proclamando: sono i primi santi custodia di Terra Santa. Sappiamo com'è Terra Santa, continuiamo a chiedere i martiri, chiediamo al Signore il dono della pace, e per celebrare degnamente questi i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, Pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Padre, che a San Nicola e ai suoi compagni hai dato la grazia di concludere con il martirio la loro infaticabile opera apostolica, concedi essere degni del premio riservato ai giusti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
libro della Sapienza. Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità. Lo ha fatto, ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Le anime dei giusti invece sono nelle mani di Dio. Nessun tormento le toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero. La loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono la lestà. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé, li ha assaggiati come oro nel crogiolo e li ha graditi come l'offerta di un olocausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno, come scintille nella stoppia correranno qua e là. Governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli, e regnerà per sempre su di loro. Coloro che confidano in Lui comprenderanno la verità. I fedeli nell'amore rimarranno presso di Lui, perché grazia e misericordia, parola di Dio. Benedirò il Signore in ogni tempo. Benedirò il Signore in ogni tempo. Sempre la gloria a scrivere. Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto. Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminare dalla terra il ricordo. Benedirò il Signore in ogni tempo. Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti. Benedirò il Signore in ogni tempo. Alleluia, Alleluia, alleluia. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui. Alleluia, alleluia. In quel tempo Gesù disse: chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore. Gloria a Dio. Amerà e noi verremo a Lui. La parola che abbiamo ascoltato quest'oggi, che ci è stata data, è una parola impegnativa. Non dobbiamo fare confusione. Il Signore parte da una situazione concreta in cui il rapporto tra schiavi e padroni era molto vissuto. Non è come noi oggi,
E quindi nell'interpretazione della parabola non dobbiamo pensare che il nostro rapporto con Dio sia come quello tra il padrone e lo schiavo, ma il Signore è partito da quella situazione per farci comprendere come ciò che ci è richiesto, quello che noi facciamo, deve avere un riferimento al Signore. Tante volte il rischio, e nella società è molto diffuso, è di pensare che siamo noi che facciamo, per cui ciò è sempre una risposta d'amore. E quindi abbiamo anche responsabilità nella Chiesa di essere distaccato. Tante volte noi raccontiamo la nostra storia, ho fatto questo, ho fatto quello. Ecco, invece non serve. Ringraziamo il Signore per quello che abbiamo fatto e chiediamo misericordia se non l'abbiamo fatto bene e ci sforziamo di farlo oggi. Ecco, allora non è che il Signore ritenga inutile ciò che noi facciamo, ma ci mette nella linea del servizio, del dono, e di riportare a Lui ogni nostra azione, ogni nostro gesto. Così ci libera il cuore dal giudizio, dal guardare, dal criticare, ma proprio intenti a il Signore accoglie da noi. Con fiducia e abbandono filiale leviamo al Padre la preghiera, diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per coloro che esercitano il ministero nella Chiesa, perché servano i fratelli nella gratuità e nell'umiltà. Ascoltaci, o Signore. Faccia operate nei popoli, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i giovani, perché si preparino con serietà e con fiducia a compiere scelte definitive di vita, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per gli anziani, perché sappiano trasmettere alle generazioni più giovani la loro sapienza e la loro... Ascoltaci, o Signore. Per la nostra comunità, perché sappia riconoscere con gratitudine i doni che il Signore continuamente le fa, preghiamo. Ascoltaci, o Signore.
Signore nostro Dio, non farci mancare il tuo aiuto e renderci sempre più a immagine del tuo Figlio Gesù nostro Signore, che vive e regna con te nei secoli dei secoli. Amen. Signore, abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Scenda come rugiada la tua benedizione, o Signore, sull'offerta che ti presentiamo, e ci confermi nella fede che i santi martiri Nicola e compagni testimoniarono a prezzo della vita. Per Cristo nostro. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo. Di Nicola e compagni, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che nel nome. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito il dono del
perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. La nostra ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo aver cenato, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il redimento di grazie, Cristo vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta per Egli. San Giuseppe, dei santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti. Quello che in pace con noi sia la tua gloria, Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
andiamo, Padre, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede del dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio. Che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco, Agnello di Dio, ecco crucificati del mondo, dati dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sono salvato. Canto numero 236. Anima mia, ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto, come una cerva nela ai corsi delle l'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto, la mia anima ha sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto, sia gloria al Padre e al Figlio, allo Spirito Santo, e ai secoli il Signore. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò
Preghiamo. O Padre, che nella memoria dei santi martiri Nicola e compagni ci hai pane di vita eterna, confermaci nel tuo amore, perché possiamo camminare verso di te in una vita nuova, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. 262. Lodate Maria.